siamo veramente felici che Barbara abbia accettato il nostro progetto. È un progetto che è nato l'anno scorso, abbiamo iniziato a ragionare su tematismi turistici nel 2016. Call to action è l'evoluzione di quel progetto e significa in qualche modo chiamare a raccolta, chiamare all'azione, chiamare tutti noi operatori a ragionare sul mercato turistico. Vi faccio vedere da cosa siamo partiti. Siamo partiti da alcune riflessioni su quello che è lo sviluppo turistico all'interno della regione Sardegna. Vedete sulla sinistra il totale arrivi e il totale degli arrivi stranieri, sono dati SIRED, quindi dati ufficiali della regione Sardegna. Come vedete ci sono aree intere che vengono solo lievemente toccate dal fenomeno turistico, quindi aree dove si può ancora lavorare tanto. Vogliamo anche in questo ciclo di incontri sfatare un altro mito, quindi evitare che nascano polemiche sui collegamenti sì, collegamenti no, sono pochi, sono troppi, l'assessore deve fare, gli assessori devono fare. Allora, questo numero ci chiarisce un po' la situazione. 143 collegamenti estivi diretti point to point dalla Sardegna per l'Europa. Significa che non c'è un problema di collegamenti, c'è un problema di domanda. Quando la domanda è forte, i vettori fanno i collegamenti, decidono di attivare i collegamenti, per cui dobbiamo ragionare sull'evoluzione della domanda, dobbiamo allargare la domanda, dobbiamo allungare la stagione, tutte le cose che sappiamo, però l'alibi dei collegamenti è una di quelle cose che su questi incontri dobbiamo cercare di dimenticare. Dobbiamo farlo anche alla luce di un'altra considerazione. Tutti noi conosciamo il problema della stagionalità, tutti noi conosciamo questo tipo di curve gaussiane con un grande picco estivo. Qua però abbiamo, vedete, due curve. La prima è quella della Sardegna, quella più bassa, più schiacciata. Noi pensiamo di avere una enorme stagionalità, ma c'è qualcuno a fianco a noi che ha una stagionalità più ampia della nostra, però che parte da numeri nettamente superiori ai nostri. La scala sono milioni di passeggeri, per cui vedete che a gennaio, febbraio e marzo i numeri sono molto importanti. Parliamo delle Baleari. Parliamo cioè di un'isoletta che è un quarto della Sardegna e che sviluppa un traffico di 38 milioni di passeggeri nei 3 aeroporti. Possiamo stare ore a discutere il modello ci piace, non ci piace, il modello Rimini, il modello Palma, possiamo dibattere su tante cose, possiamo essere più o meno d'accordo, però intanto prendiamoci il dato. 5 volte il traffico della Sardegna e con grande capacità destagionalizzante. Ottobre fanno 3 milioni e mezzo di passeggeri, cioè fanno quanto noi facciamo nei nostri 3 mesi di picco, quindi giugno, luglio e agosto. Marzo vale più del nostro luglio. Allora, ripeto, possiamo avere opinioni discordi, poi abbiamo la fortuna di avere Joseph che su queste cose ci potrà dare un contributo importante, visto la sua origine spagnola, ormai sei italiano, diciamolo, ma la tua origine è spagnola. Ripeto, possiamo essere d'accordo o non d'accordo sul modello spagnolo, però ci sono tante cose sulle quali possiamo ragionare, tanti turismi che possiamo sviluppare, tante idee che ci possono venire fuori. E quindi da queste riflessioni è nato il programma Call to Action, quindi un programma che vuole sviluppare dei tematismi, quindi tematismi alternativi ai soliti tematismi che noi conosciamo, insomma, che sono quelli poi che fanno la nostra fortuna d'estate, quindi sole, mare, sabbia, sun, sand e sea, le 3 S cosiddette, però c'è ancora qualcos'altro su cui si può lavorare, quindi ci sono i borghi, c'è il vela golf, c'è il turismo culturale, c'è l'archeologia, c'è l'enogastronomia certamente, ci sono il turismo dei cammini e c'è il turismo attivo. Questi per restare nell'anno 2018. Quindi questo è un percorso che abbiamo voluto disegnare insieme all'assessore, insieme a Joseph, che ci porterà dove non lo sappiamo, però intanto vogliamo iniziare a fare questo percorso insieme. Dentro ci abbiamo messo un po' di
moduli di management, abbiamo deciso di rinforzare la nostra cassetta degli attrezzi, quindi non solo tematismi, non solo management, ma anche dei focus specifici sui mercati. Quindi abbiamo cercato di costruire un pacchetto per quelle che erano le esigenze che noi operatori crediamo possano essere le forze, le capacità, le conoscenze che ci possono aiutare ad affrontare meglio un mercato che, come vedremo anche oggi, diventa sempre più difficile, sempre più complesso. Veniamo alla giornata di oggi. Oggi abbiamo il primo modulo del programma PDP, quindi di Professional Development Program fatto con Galgano e SPS, che sono i nostri partner in questa iniziativa. Cristina Galgano naturalmente non ha bisogno di presentazioni, il gruppo Galgano, per chi conosce un po' le attività formative che si svolgono in Italia, è un gruppo di riferimento, lo è da sempre. Io qualche anno fa lavoravo in Meridiana, mi occupavo di organizzazione e formazione, il gruppo Galgano era uno dei punti di riferimento assoluti nel campo della formazione, dall'alta formazione. Lo sono ancora, lo sono sempre di più, e con la partnership con SPS questa cosa si rafforza. È il primo programma di formazione professionale di alto livello sul turismo, per cui insomma ce ne facciamo anche vanto e vogliamo che sia un programma veramente strutturato, veramente efficace. Al pomeriggio abbiamo un altro dei guru che in qualche modo rappresentano il punto di riferimento del turismo in Italia, ma direi in Europa, perché Joseph è anche consulente dell'ente turistico spagnolo, ha fatto esperienze un po' in tutte le regioni d'Italia, ha fatto esperienze interessantissime di altissimo livello. Io per primo sono uno che ha studiato sui suoi libri, per cui insomma non smetterò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto per noi. Per cui insomma si presenta una 2 giorni molto interessante. Sul programma di domani magari facciamo un ragionamento domani mattina, prima di cominciare. Do la parola all'assessore. Grazie. Mi metto in piedi così. Tanto buongiorno a tutti, ringrazio l'aeroporto per questa 2 giorni e per questo programma che ovviamente parte da lontano, questa è la seconda edizione. Non amo molto aprire i lavori perché generalmente insomma, mi piace chiudere dopo che ascolti e provi a capire, quindi provo a lanciare semplicemente 2 direttrici perché la giornata è lunga e credo che sia importante. Intanto il tematismo, parlare di borghi oggi in una platea dove vedo sindaci, amministratori locali, imprese, albergatori, servizi, sta a significare che stiamo andando nella direzione giusta, perché quando tu allarghi la maglia del ragionamento capisci che parlare di turismo non significa parlare più di solo alberghi, solo di ricettivo, significa mettere insieme un sistema, e parlare di borghi significa oggi proprio questo, significa capire dove i nostri comuni, i nostri migliori comuni, quelli che hanno avuto la fortuna o anche la decisione di valorizzare il proprio borgo, il proprio centro storico, di tracciare una linea di sviluppo, un nuovo modello. Che poi nuovo non è, badate bene, perché ci sono tante regioni che il tema dei borghi l'hanno fatto proprio oramai da tanti anni, per cui devo dire la verità che parlare di borghi in Sardegna, al di là dei borghi di eccellenza e borghi autentici, continua a essere una novità, perché dobbiamo veramente capire come vogliamo stare insieme, ma soprattutto come vogliamo attivare politiche di promozione e valorizzazione. Partendo da cosa? Partendo dalla consapevolezza. Per me il fatto della consapevolezza continua a essere un fattore determinante nei modelli di sviluppo del turismo, anche perché Lucio faceva riferimento alle Baleari. Io lo dico subito, a me quel modello non piace, cioè è inutile che io non riesco a fingere, quindi non mi piace, perché non sono per i numeri, per i grandi numeri, sono per minor numeri ma che lasciano più soldi. Inizio a ragionare sul fatto che più che il numero di presenze dei turisti in Sardegna mi piace capire e sapere quanto lasciano ciascuno di loro sul nostro territorio. Il che significa, in un equilibrio delicato come il nostro equilibrio ambientale, significa necessariamente fare ragionamenti che ci consentano di raggiungere quei numeri che ci interessano, allargando le ali, che sono quelle, non i mesi di spalla, ma sono quei mesi che ci consentono di attrarre, soprattutto questi anche, nuovi segmenti di turismo. Ed ecco che qui siamo oggi a capire come ragionare, come i borghi possono diventare un attrattore di domanda, non complementare ad altre scelte di vacanza,
non complementari ad altre scelte di vacanza, per cui sono qui per il mare e allora vado a visitare, ma diventino motivo di vacanza, che è un passaggio culturale anche questo. Questo è lo sforzo di questi 2 giorni, di questa 2 giorni olbiese qui in aeroporto, capire se ci sono le condizioni perché qualcuno dall'altra parte del mondo possa decidere di venire in Sardegna per farsi una vacanza nei borghi, esattamente come facciamo in Toscana, come facciamo in Umbria, e non perché capito e allora non so cosa fare o perché ho letto che c'è Castelsardo, che c'è Agius, Galtellì, che sono molto belli e vado a trovarli. È un cambio di paradigma che ci consente di mettere nel corso del tempo, io spero in qualche anno, a fianco al balneare anche altri segmenti, altri tanti piccoli picchi. Cosa stiamo facendo? L'anno scorso è stata approvata una legge regionale, mi piace citarla, perché nell'arco di un mese, devo dire la verità, stiamo aspettando che gli enti locali facciano le proprie considerazioni, arriverà in giunta la delibera di istituzione della rete dei borghi di Sardegna, che non vuole essere una superfettazione di tanti progetti che sono in questo momento in corso in Italia o negli altri paesi europei, perché noi abbiamo le bandiere arancioni che hanno una loro storia, borghi autentici, borghi più belli d'Italia, borghi marinari. Abbiamo però la necessità di dare un segnale forte che la Sardegna è anche un borgo, no? Si può venire anche per fare di queste attività. E badate bene, la valorizzazione dei borghi per me non significa soltanto decoro urbano, che è il presupposto essenziale perché il contesto architettonico accogliente possa definire un borgo. A me interessa l'integrazione delle filiere, a me interessa che ci siano dei piccoli comuni che possano vedere nella rivalorizzazione del proprio borgo uno spiraglio, perché la lotta allo spopolamento non si fa con delle fusioni a freddo, si va provando e ipotizzando una strada, il che significa non consentire che chiudano i panifici, che significa non consentire che chiudano il piccolo commercio. È una visione integrata di sistema e allora se la valorizzazione di un borgo mi consente di tenere dapprima le persone, gli abitanti all'interno del borgo, perché altrimenti non stiamo parlando di mura bellissime, ma stiamo parlando di negozietti che apriranno sempre il 1° giugno, di souvenir richiuderanno il 30 di settembre. Il valore pregnante e forte che noi vogliamo mettere, come dire, al centro della politica dei borghi di Sardegna sono le persone, sono le comunità, le imprese che vivono nelle persone. Ed è evidente che non tutti e 377 comuni possono, come dire, essere dei borghi. Più o meno malcontatti con tutti e 3 progetti che sono i borghi di eccellenza, i borghi autentici, i borghi arancioni, le bandiere arancioni, siamo quasi a una 60ina, che pochi non sono. Sono tutti allo stesso livello? No. Ci sono dei borghi che sono riconosciuti, che hanno anche dei servizi per essere degli attrattori turistici, un esempio per tutti Castelsardo, ma anche Galtellì, Agius. Ce ne sono altri che sono a mezza via, no? Altri che hanno un potenziale enorme che devono semplicemente acquisire quella consapevolezza necessaria per fare il passo avanti. Questo registro dei borghi vuole avere proprio questo significato. Nella struttura, insomma, del documento che stiamo andando a preparare non ci saranno 60 borghi tout court, ma ci saranno dei percorsi. Ci sono i borghi che sono già pronti, altri che non lo sono, altri che non lo saranno mai, altri che andranno accompagnati, ma in quell'ottica, in quella visione. Se ci crediamo, se ci si crede tutti insieme. E allora il tema dell'animazione territoriale, la presenza qui dei sindaci a me fa ben sperare, perché oggi siamo quasi, lo dico, quasi al paradosso, che abbiamo tanti amministratori locali che hanno la consapevolezza che quella può essere la strada. Più difficile per le imprese in questo momento di crisi decidere di investire su un progetto, su un prodotto che magari può avere la sua massima espressione tra qualche anno. È sempre un po', no? Il gioco del vil denaro e comunque dei bilanci e dei conti economici. Quindi la sfida è proprio questa. Io mi terminerei qui. Era giusto, secondo me, importante dare il senso del contesto all'interno del quale ci stiamo muovendo e perché stiamo ragionando oggi di borghi, ragioneremo, lo stiamo già facendo, di cammini religiosi. Sono delle occasioni, io quasi le definirei quasi dei pretesti per raccontare una Sardegna capace di attrarre flussi
oggi forse non tantissimo, tra 3-4 anni probabilmente spero un po' di più, che prescindano dal balneare, che rimane il nostro asset strategico più forte, che è importante. I quasi 900 alberghi che noi abbiamo, li abbiamo sulla costa e dobbiamo garantire, permettere che anche la loro stagionalità sia la più ampia possibile, ma abbiamo necessità anche in altre aree della Sardegna, in altre zone della Sardegna dove questo insediamento urbanistico non c'è, di poter creare delle condizioni di sviluppo. Quindi lavorare su nuovi ricettivi che siano, credo anche che l'extra alberghiero tout court da solo non sia sufficiente, perché non consente di fare quelle economie di scala, in questo momento è sicuramente di grande supporto, ma abbiamo bisogno anche di nuovi investimenti. È vero è che parlando di imprese gli investimenti ci sono laddove io fiuto la possibilità di lavorare. E quindi qual è il nostro compito in questo momento dell'amministrazione regionale? È creare le condizioni perché si possa andare a intercettare la famosa domanda di cui parla sempre Joseph, una domanda di vacanza legata ai borghi, legata alle esperienze, legata alle persone che esiste. Non ci dobbiamo ripetere qui qual è il nostro unicum perché lo conosciamo molto bene, si tratta semplicemente di metterlo a valore perché qualcuno da un'altra parte del mondo ci possa trovare e possa decidere di venirci a trovare. Buon lavoro. Come stiamo improntando questo call to action? Allora, fondamentalmente il ragionamento che noi stiamo facendo è quello di capire cosa hanno fatto e cosa fanno i nostri concorrenti. C'è una slide che ha fatto vedere Lucio molto interessante che mette in confronto il mese di ottobre delle Isole Baleari. Noi ce l'avevamo fatto una riflessione, come mai? Perché guardate, nel mese di ottobre i turisti che vanno alle Baleari non vanno alla spiaggia, È un po' la stessa situazione che abbiamo anche noi. Pertanto che cosa hanno fatto? Allora noi abbiamo fatto un ragionamento di capire che cosa stanno facendo i nostri concorrenti. E attenzione, i nostri concorrenti come Sardegna non è soltanto le Baleari, non dimentichiamo Malta, non dimentichiamo la Croazia, non dobbiamo dimenticare sicuramente Grecia, ma anche Turchia. Pertanto direi che, signori, siamo in guerra, questa è la realtà dei fatti. Pertanto un po' il ragionamento che noi abbiamo fatto è quello di riflettere sul fatto che dobbiamo, come Sardegna, fare un salto non tanto di qualità, se non fondamentalmente di prospettiva. E questo vuol dire che dobbiamo cominciare a ragionare su attirare turisti, intercettare la domanda, essere in grado di costruire proposte turistiche che vadano incontro a quello che il mercato oggi sta domandando. Non vuole dire in assoluto, lo ha detto l'assessore, e penso che è logico e giusto ribadirlo, che dobbiamo dimenticare il balneare, che è il core business, ma noi dobbiamo essere in grado di lavorare anche su altri turismi. Dove nasce questa idea del call to action? Nasce sul fatto che dobbiamo capire cosa i diversi turisti vogliono, perché è cambiato il mercato. Ormai non siamo più noi a imporre le condizioni, è la domanda quello che il mercato, è il turista quello che impone, quello che sa molto bene che cosa vuole, quando lo vuole e come lo vuole consumare. Pertanto questo percorso che faremo assieme in questi mesi è improntato fondamentalmente a capire, ascoltare il mercato, interpretare i segnali che ci danno e imparare per costruire un'offerta. Questo primo call to action sarà molto incentrato sui borghi, ma turismo culturale, enogastronomico, sportivo, eccetera, per capire fondamentalmente come si muove il mercato. E non tanto raccontandoci come purtroppo, perché guardate, una delle cose diciamo in Italia divertenti è la quantità di convegni sul turismo che si fa. Ce n'è uno tutti i giorni in tutta Italia, ma in generale siamo sempre gli stessi, ce la cantiamo, ce la suoniamo, nel senso che non prestiamo attenzione o tentiamo di capire come il mercato sta andando, soprattutto se il nostro obiettivo, io lo vedo la Sardegna, è questo, quello del mercato internazionale, perché la vera sfida è lì, perché la vera sfida è incrementare per la Sardegna il volume di presenze, non tanto di arrivi, di presenze di turisti internazionali. E questo dobbiamo farlo sicuramente capendo
che abbiamo come Sardegna un territorio e una destinazione che in realtà è una multidestinazione multiprodotto. Pertanto dobbiamo di essere in grado di costruire, tirare, far emergere i diversi prodotti e anche esperienze turistiche per poter andare sui diversi mercati e anche sui diversi segmenti di mercati, ovvero i turismi o i tematismi. Pertanto l'obiettivo che abbiamo come call to action è quello di trasmettervi, di darvi, di condividere in qualche maniera tanta informazione su come funzionano i mercati. Perché il mercato francese, che lo vedremo oggi, è radicalmente diverso dal mercato italiano. Vi faccio un esempio. Nel mercato francese i principali venditori di agenzie di viaggio, di turismo, sapete chi sono? Gli ipermercati. Il signor Carrefour, il signor Leclerc, o Champ Voyage, eccetera, eccetera. Cosa che in Italia sapete che non è così. Cosa che in Germania, pur avendo regue, loro lavorano in modo diverso. Pertanto il ragionamento è quello di darvi tutta l'informazione che noi abbiamo per, come dire, farvi capire come funziona oggi il mercato, quanto è competitivo, ma soprattutto come dobbiamo fare per andare a presentarci a questo mercato. E mi collego molto velocemente sulla questione centrale di questo primo incontro, i borghi. Perché i borghi? Beh, nel 2017 c'è stato l'anno dei borghi, va benissimo, ma riteniamo con l'assessore che è arrivato il momento di passare del parlare ai fatti. E sicuramente, guardate, i borghi possono essere per la Sardegna un elemento importantissimo per la cosiddetta destagionalizzazione, ma non tanto per la cosiddetta destagionalizzazione, sino per mettere sul mercato una proposta turistica, una proposta di esperienze turistiche con una personalità e identità chiara e specifica che non hanno altre parti dell'Italia. I borghi italiani non sono tutti uguali. Se noi andiamo a guardare come funziona il mondo dei borghi nello stivale, più o meno si vanno uno dietro l'altro. Bene, noi dobbiamo essere in grado di trovare la identità, perché a partire dalla identità e la differenza che la Sardegna ha, dobbiamo costruire una proposta turistica che sia sufficientemente attrattiva e competitiva per suscitare l'interesse dei turisti. Oggi il turista funziona nella sua mente a partire di 3 concetti per scegliere la destinazione o il tipo di prodotto turistico. Value for money, o meglio detto, value for my money, value for my experience, value for my time. Noi dobbiamo essere in grado di creare proposte turistiche, ristrutturare o strutturare destinazioni turistiche a partire di questi 3 concetti, per far sì che quando un turista si fa la domanda perché devo di andare in Sardegna o dove vado, trovi interessante, eccitante e seducente le diverse proposte della Sardegna, perché si risponde a se stesso su queste 3 domande. Qual è il valore che otterrò per la mia esperienza? Quello che spenderò è bene speso perché avrò o ho avuto una buona esperienza turistica, pertanto value for my money, ma soprattutto il valore del suo tempo, che è un bene prezioso per tutti noi, ma soprattutto per il turista, sarà sufficientemente ricompensato, perché l'esperienza, quello che verrà, quello che potrà fare, quello che vedrà, l'esperienza che vivrà, sicuramente sarà sufficientemente appagante per giustificare questi 3 elementi. A partire di questi concetti, noi assieme all'assessorato e con la GESAR stiamo creando questo percorso del call to action, che non pretende essere un convegno, pretende essere in qualche maniera un spazio di condivisione, ma soprattutto un momento lungo, evidentemente, per fornire informazione, tanta, fornire conoscenza e soprattutto essere in grado di essere a disposizione di tutti voi, tutti quelli che relatori che parteciperemo, eccetera, per darvi, non dico tanto dei consigli, perché sono i consigli, come sapete bene, lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto
fornirvi delle raccomandazioni, ma soprattutto dare tutto quel, diciamo, conoscenza che può essere interessante per costruire, per riorganizzare, ma soprattutto per riprogettare il futuro turistico individuale di ognuno di voi, ma soprattutto collettivamente di tutta la Sardegna. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.